Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Siamo con Paolo Migone, sei venuto a Montagnana alla festa del prosciutto. Eri mai stato qua da noi? No, non credevo esistesse Montagnana. Un prosciutto buono e delicato come questo era tanto non mangiavo. E poi sono rimasto molto colpito da il borgo, le mura, proprio è rimasto intatto. Fate bene a preservarlo. Sei nato a San Paolo del Brasile, madre piemontese, padre genovese, cresciuto a Livorno. Quale di queste città ha maggiormente influenzato la tua creatività e la tua arte? Ma io ho anche una bisnonna napoletana e ho avuto la fortuna di stare, quando ero bambino, 6 anni a Napoli. E penso che Napoli mi abbia aiutato molto sull'ironia, sulla leggerezza, sul prendere la vita anche un po' così, con sarcasmo. Mi ha aiutato molto, penso sia Napoli. Il grande successo è arrivato con la partecipazione alla trasmissione di Zelig, ovviamente. Prima di arrivare alla corte di Re Bisio, però, com'è stata la tua gavetta? È stata lunga, travagliata, piena di paure, perché io studiavo agraria, avevo dato 21 esami ed ero sempre più propenso a lasciare gli studi e a provare a fare l'artista, però avevo una gran paura di non riuscire e devo ringraziare mio padre che mi allungava sempre come il signor Bonaventura 1 milione e mi ha aiutato a lottare per venire fuori. Com'è nato il personaggio con l'occhio nero che tutti quanti conoscono? Intanto a Zelig in televisione nessuno si ricorda i nomi e io avevo bisogno di un segno di distinzione dagli altri. E poi mi piace il personaggio che ha preso un pugno, che è un perdente, uno che nella vita prende schiaffi, pugno da tutto, dalla famiglia, dalla moglie, dal lavoro. E quindi diciamo sono il paladino dei disgraziati. C'è qualche attore, qualche cabarettista che ti ha ispirato, diciamo, nel tuo lavoro? Io come musa ho sempre Buster Keaton, che non sorrideva, aveva una comicità particolare. Non sono tanti quelli che mi fanno ridere. E poi io sono un po' il discendente di Cocchi e Renato, penso. Iannacci, quel gruppo lì che tipo 40 anni fa facevano cose surreali. La tua comicità è stata appunto definita a volte pessimista e a volte surreale. In quale di queste due definizioni comunque ti riscontri maggiormente? Di sicuro surreale, ma non è pessimista, perché io mi diverto a prendere in giro un po' gli usi e costumi dell'uomo, dell'italiano medio, ma osservo molti particolari, io non mi invento assolutamente niente. Voglio cercare di smuovere un po' questo torpore dell'italiano che un po' si lamenta, ma un po' lascia tutto com'è, non si ribella mai, ecco. Qual è il ruolo del comico nella società contemporanea? Il ruolo del comico, il comico del ruolo è come il giullare alla corte del re, è di dire la verità usando lo sberleffo. Poi il re si incazzava e gli tagliava la testa al giullare. Per ora il potere non ci riesce, anche se delle volte qualcuno di noi viene segnalato e allontanato, no? Qualcosa che ti è successo da Zelig, un aneddoto curioso, qualcosa che ti ricordi più volentieri, una curiosità? C'era una prova e c'era un presentatore, non era Bisio, però era una prova, chiedevano di Bruschetta, quello che fa il postino, quello grosso, che è enorme, di presentarlo, no? Allora io gli avevo proposto questa presentazione. Signore e signori, ecco a voi Bruschetta, l'unico comico italiano che ieri ha avuto un diverbio col suo manager e se l'è mangiato. Se dovessi descriverti, come lo faresti? Io sono un disgraziato che gira per l'Italia proprio tipo Paperoga. Se fossi a Topolinia io sarei Paperoga. Però riassumo, cioè prendo un po' di punteggio e di dignità quando salgo sul palco. Io sul palco mi sento proprio a mio agio e la gente lo avverte, questa sicurezza. Dimmi la verità, ci sei mai andato all'Ikea? E se ci sei andato e qualcuno ti ha riconosciuto, come sei stato accolto e cosa ti ha detto? Allora l'Ikea mi era venuta in mente tutta la storia quando sono andato a Genova
tanti anni fa, è stato il pezzo che è più seguito su YouTube ora, c'è più di 1.300.000 contatti. E l'aneddoto carino è che ci sono tornato dopo qualche anno e mi hanno individuato e più di, ti dico, 200-300 persone hanno fatto boh, vai via, traditore, sono dovuto scappare. Pianura News, ci vediamo, tornerò.